Prima era una discarica, adesso lì in contrada Consolida ad Agrigento c'è un canile che resta in stato di degrado. Almeno secondo quanto segnalato da numerosi residenti della frazione di Fontanelle. Così ieri una pattuglia della polizia ha fatto un sopralluogo al canile comunale. I poliziotti impegnati nel controllo hanno constatato personalmente le condizioni in cui versa la struttura, pagata dai contribuenti, e hanno redatto un rapporto che sarà sottoposto all'attenzione e alla valutazione dell'autorità giudiziaria competente. Gli stessi residenti di Fontanelle hanno diffuso dei videotestimonianza. I cani sono costretti in recinti senza un tetto o una minima copertura sotto il sole, con l'attuale temperatura oltre i 40 gradi. L'acqua da bere è scarsa e di colore scuro, maleodorante, il cibo altrettanto. Il canile allestito dal comune di Agrigento, segnalano, sembra un campo di sterminio. Altro che la cittadella degli animali promossa in campagna elettorale. L'assessore Mimmo Fontana, con delega al randagismo, precisa: non si tratta di un canile ma di un rifugio provvisorio in attesa che sia trasformato in centro di sterilizzazione da gestire insieme all'azienda sanitaria, e i cani sono ospitati tra le 24 e le 48 ore e poi sono trasferiti al canile convenzionato, il Sigma Siculiana. Ma anche se si tratta di un rifugio provvisorio non è ammessa alcuna trascuratezza. Ecco perché ho incaricato il dirigente greco a compiere un sopralluogo e a riferire. Dopo la polizia al canile, allarmati dagli stessi agenti, sono intervenuti l'ufficio sanità del comune e la polizia municipale.